Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Parliamo ancora di strategia. Oggi è l'ultimo giorno prima dell'uscita del corso più completo sulla strategia mai realizzato e vediamoci non tutta la partita ma solo la posizione che ci interessa di questa partita giocata tra Mackenzie col bianco e Steinitz col nero. Stiamo parlando di partite del 1800 dove la teoria scacchistica non era così avanzata, soprattutto quello delle aperture, quindi andiamo un attimino velocemente per quanto riguarda l'apertura. Vedremo che qui Steinitz addirittura gioca a G6, una mossa che oggi nessun giocatore giocherebbe, non ha alcun senso, però ripeto, non è l'apertura che ci interessa in questa partita, ma ben altro. Vado molto velocemente, il piano di Steinitz è quello di cercare di giocare D5, che permette la spinta all'avanzata del pedone E5, un'avanzata che al momento può far paura, ma dopo la spinta del pedone F6 il nero in qualche modo costringe il cambio e quindi la posizione diventa questa qui. Ci fermiamo, ci prendiamo qualche attimo per riflettere su questa posizione. Allora, come siamo messi a materiale? Anche qui siamo messi pari, abbiamo due cavalli a testa, abbiamo due alfieri a testa, due torri e una regina. Per quanto riguarda i pedoni siamo pari, dove il nero ha una maggioranza sull'ala di donna, un 4 contro 3, e il bianco ha una maggioranza sull'ala di re. Sul centro forse il nero ha qualche vantaggio, perché qui penso che a lungo termine si possa progettare una cosa di questo tipo per prendere ulteriore spazio. È anche vero che questo pedone D adesso è fortissimo perché immobilizza sia l'alfiere F3 che il cavallo C3, quindi non so se è buona cosa togliere adesso nel breve periodo il pedone da D5. Il bianco nel frattempo è avanzato con i pedoni sul re e magari ci può, organizzandosi, portare un attacco verso il nostro re. Sparo. Cavallo G3 che sopporta un pochettino le avanzate, H4, H5, penso che possano arrivare anche cose spiacevoli. Dunque, la posizione è questa, in qualche modo l'abbiamo un pochettino vista, ora ti invito a mettere in pausa il video e cercare di trovare la mossa migliore e il piano migliore per il nero a partire da adesso. Via! Bene, clicchiamo su play e andiamo a vedere qual è la soluzione. Spero che tu abbia fatto veramente questo esercizio, sono esercizi fondamentali per migliorare a scacchi, mettersi in queste posizioni e chiedersi ma al suo posto che cosa avrei giocato? Ora, qui ci sono una serie di mosse normali, tra cui il piano che avevamo detto, no? Quello di preparare B6, C5 e D4, oppure una semplice anche torre in E8, no? Quell'idea di dare la torre, uno spiraglio di luce, iniziare ad attaccare a raggi X l'alfiere avversario, sono tutte mosse buone, ma qui c'è una mossa che è nettamente migliore delle altre. Qual è la mossa in questione? Si tratta della spinta in H5, l'unica mossa che permette al nero di andare in vantaggio anche secondo il recente Stockfish 16. Questa mossa in qualche modo obbliga il bianco a prendere una soluzione. Il bianco può fare tre cose. 1. Catturare questo pedone. 2. Spingere il pedone. 3. Fare finta di nulla e fare qualche altra mossa. Quando si gioca una spinta di questo tipo, occorre per forza aiutarsi sul calcolo per capire come può andare. Se fa questa, cosa succede? Ma questa non sembra essere granché perché arriva alfiere H3 con tempo sulla torre e poi ci prendiamo anche il pedone in H5, si apre la colonna G e credo che i problemi siano più per il nero che per il bianco. Per il bianco che per il nero, scusate. Quindi la cattura non va bene. Se lui, non so, non fa niente, come per esempio, non so, un cavallo D4, beh, su cavallo D4 c'è C5 e poi andiamo, deve togliere il cavallo e poi andiamo col nostro piano. Se mette il cavallo in G3 per supportare questi punti, beh, allora attenzione, qui la spinta non porterebbe a nulla di buono. Si potrebbe pensare a un donna D7 con l'idea di aumentare la pressione con 4 attaccanti sul punto G4 e ora la situazione diventa veramente difficile. Se cade G4 la regina va subito in H3 e arriva nei pressi dell'avversario.
L'ultima domanda che ci manca da chiederci è che cosa fa se il bianco spinge. Questa è la mossa che viene giocata in partita, ma io spero che tu possa subito vedere che cosa accade. Si è creato immediatamente un buco in F5. Io lo dico sempre anche agli studenti dell'accademia, soprattutto quelli che sono alle prime armi, che non vedono l'ora di avanzare con i pedoni e di superare la propria metà campo. Però ragazzi, ogni volta che voi avanzate con un pedone si creano dei buchi, si creano delle debolezze, e questo è sicuramente... Quella casa F5 adesso profuma veramente di buono per il nero, che magari non può andarci subito, però ci andrà molto volentieri fra qualche mossa. Cavallo in E8, qui un cavallo in E5 che può essere sia questo cavallo subito in E5, oppure tramite un paio di manovre va anche il cavallo in E8 in E5. Qui la partita continuò con re in H2, cavallo F5, ovviamente si minaccia l'alfiere e il doppio donna e torre. L'alfiere qui si ritirò e ora la partita è totalmente da giocare. Qui che cosa succede? Qui ancora una volta occorre trovare un altro piano di gioco, però intanto abbiamo totalmente eliminato l'attacco del bianco, perché torniamo indietro di qualche mossa. Qui ora la spinta immediata del bianco ancora una volta creava il buco e la spinta immediata in F5 non faceva paura. Però se il bianco si fosse organizzato con cavallo G3 eccetera eccetera, magari qualche problema ce lo poteva fare. Attenzione al punto debole G4. Ma in questo modo, grazie alla spinta H5 siamo andati ad incastro stile Tetris, e a questo punto l'attacco del nero è stato neutralizzato. L'attacco del bianco è stato neutralizzato, ce la posso fare. Il bianco potrà anche spingere il pedone in H4, ma lì è tutto bloccato. Il cavallo è un ottimo bloccatore. Non solo, adesso il nero decide di andare a attaccare un pochettino il pedone F4, che può sembrare e risultare debole, e in futuro ci metterà anche donna C7 con attacchi a raggi X sul re, sul pedone, possibilità di sacrifici con cavallo per G4, questo pedone inchiodato. Quindi insomma la partita si è evoluta in questo modo. Ora, da qui a vincere la partita ce ne vuole veramente tanto, nonostante il motore dice vantaggio del nero meno 1.5 eccetera. Però ora a noi non ci interessa vedere tutta la partita fino alla fine, ci interessava riuscire a trovare in quel preciso momento, che è un momento critico, e in una partita di momenti critici ce ne sono 2 o 3, poi per il resto si gioca abbastanza in maniera tranquilla. In quei 2 o 3 momenti critici trovare il piano di gioco corretto è quello che fa veramente la differenza tra un giocatore forte e un giocatore che gioca a scacchi. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Vi ricordo che domani ci sarà una grande sorpresa, perché dobbiamo annunciare a reti unificate l'uscita di questo corso completo sulla strategia, realizzato dal campione italiano 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 si spera anche fra poco, e under 20, under 18, under 16, un qualcosa di fenomenale questo ragazzo che abbiamo anche già intervistato sul nostro canale. E niente, rimanete sintonizzati e ci vediamo presto. Ciao!